Ed eccoci qua, amici telespettatori, buonasera a tutti. Siamo naturalmente nella rubrica dei tipi strani. Tipi strani perché? Perché questa sera, sempre a Volta Mantovana, ho incontrato un ragazzo abbastanza strano. Un ragazzo, come dire, strano, però è un caso davvero, un caso eccezionale. Dice perché? Perché questo ragazzo che si chiama Mirko e c'ha 28 anni naturalmente, che è di Volta Mantovana, ha una passione ed un grande dono, il dono dell'illusionismo. Lui praticamente riesce a farci vedere qualcosa che non c'è. Io ancora all'opera non l'ho visto, questa è la prima volta, perché gli ho detto io facciamo una cosa, mentre che tu mi fai questa esibizione io ti registro, e lui mi ha detto va bene, c'è stato. E in questo momento lui sta decidendo se fare questa dimostrazione oppure no. Ti sei convinto? Sì? Dai. Perfetto. Allora lui ci farà, attenzione, guardate bene, perché ci farà una bella esibizione di illusionismo. Attenzione, regia, suspense. Dai, allora prendo questa giacchetta bianca che abbiamo a nostra disposizione. Sì. Adesso un attimo di concentrazione, farò vedere cosa volete che faccia uscire. Ma fai uscire qualcosa tu, non lo so. Un coniglio bianco. Facciamo uscire un coniglio bianco. Va bene, facciamo uscire un coniglio. Ecco il coniglio bianco, l'hai visto? Bene. Ma sei bravissimo. Ma da quanto tempo è che porti questo dono? Un paio d'anni, dai. Ma ti è spuntato ma quando eri piccolino oppure ti è venuto tutto in una volta così? No, quando ero già grande. Ho capito. Ma oltre al coniglio sai far spuntare qualche altra cosa? Ma non lo posso dire. Voglio una bella maiala io. La maiala deve essere la moglie del maiale? Ho capito. Va bene, ci vuoi fare qualche altra esibizione? No, dai, non mi dobbiamo dire anche che Mirko qui, che Mirko ha pure un altro dono, naturalmente che porta da parecchio tempo, il dono della recita. No. Mirko sa recitare, eh? No, non è vero. Come? Non è vero, non è vero. Dai, sei timido, dai. Lo sappiamo che sai recitare. Sì, lo so, ecco. Ci vuoi fare una prova di una recitazione? Una qualsiasi, anche 10 secondi. Attenzione, guardate Mirko negli occhi, eh? Oh mio Dio, hanno ucciso Kenny! Sentito? È forte, è forte. È nato proprio con questo dono. Un dono magnifico. Amici telespettatori, per la rubrica dei tipi strani, avete visto, avete conosciuto Mirko, che è davvero strano. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Mirko. Ciao ciao. Ma ciao. Oh yeah.